Vi ringrazio intanto per l'invito. Devo dire che la realtà del bacino padano rispetto alla questione dei contratti di fiume presenta una situazione buona, perché la Regione Piemonte e la Regione Lombardia da tempo hanno avviato e formalizzato contratti di fiume. Devo dire che... Adesso la parola ad Andrea Crestani, direttore dell'Unione Veneta Bonifiche, per gli obiettivi della giornata. Sì, buongiorno a tutti. Mi unisco anch'io ai saluti che ha fatto il Presidente in apertura, un ringraziamento veramente per la vostra numerosa partecipazione, che ci ha sorpreso anche perché quando abbiamo pensato di organizzare questo momento di diffusione delle tematiche, attorno alle tematiche dei contratti di fiume, non pensavamo che ci fosse questa grandissima attenzione da parte della società, perché abbiamo esteso l'invito veramente a tutti i portatori di interesse, partendo dalle istituzioni andando fino alle associazioni di cittadini. Comunque grazie ancora veramente per la partecipazione. L'Unione Veneta Bonifiche ed in modo particolare i consorzi di bonifica del Veneto che associa hanno voluto fortemente aprire questo importante confronto di conoscenza su questo tema innovativo, per sottolineare l'importanza del rapporto stretto con il territorio e il coinvolgimento delle comunità nei processi decisionali. Il territorio è sempre stato un punto di forza della nostra attività, l'attività dei consorzi di bonifica, che oggi, alla luce anche della nuova riorganizzazione che abbiamo avuto in Veneto e delle più ampie funzioni assegnate, sono sempre più attori principali nella gestione delle problematiche che vanno dal rischio idraulico a quelle ambientali al più ampio concetto di tutela della risorsa idrica. Venendo un po' al tema della giornata e quindi anche all'inquadramento un po' del programma, volevo fare alcune brevissime considerazioni che sicuramente verranno poi ampliate nelle varie relazioni che faranno parte della prima sessione mattutina. Le prime esperienze sui contratti di fiume si sono sviluppate nei paesi del nord Europa, in particolare a partire dal 1981 in Francia. È stato coniato questo termine di accordo di fiume ed è stato un accordo tra enti pubblici finalizzati al miglioramento dello stato ambientale dei corsi d'acqua attraverso la manutenzione coordinata delle sponde dei corsi. Lo stesso Belgio risulta pioniere nell'esperienza dei contratti di fiume, tanto che nel 1988 ad oggi ne sono stati siglati oltre 20 di accordi, ma che coprono il 78% del territorio e coinvolgono un partenariato importantissimo di circa 200 comuni. Su scala globale il contratto di fiume ha trovato una definizione condivisa soltanto nel 2000, in occasione del secondo Forum Mondiale dell'Acqua, indicandolo quale strumento in grado di adottare un sistema di regole in cui i criteri di pubblica utilità, rendimento economico, valore sociale e sostenibilità ambientale intervengono in modo paritario nella ricerca di soluzioni efficaci per il governo di un bacino fluviale. A livello normativo europeo il contratto di fiume poi si ispira alla direttiva quadro 2060 che abbiamo sentito anche prima, basata su una politica ben definita di riqualificazione e risanamento dei sistemi acquatici che dovrà raggiungere entro il 2015, alla direttiva Habitat 9242 che prevede la creazione di una rete ecologica europea e alla 2770, altra direttiva comunitaria, la famosa direttiva alluvioni, e la proposta di direttiva quadro per la protezione del suolo dall'erosione e dall'inquinamento. Elemento comune ed oltremodo innovativo di tali direttive è il concetto di partecipazione, abbiamo detto, attiva del pubblico ai processi pianificatori e decisionali di un determinato territorio, dal quale il contratto di fiume trae il proprio principio cardine basato sulla gestione sostenibile, integrata, territorializzata delle risorse idriche, che si concretizza attraverso la condivisione di un sistema di regole e l'attivazione di processi partecipativi a livello locale che coinvolgono i cittadini, istituzioni, attori sociali ed economici che vivono ed operano all'interno di un determinato bacino idrografico. Si tratta pertanto di strumenti di gestione negoziata tra più soggetti che devono integrarsi con i processi di pianificazione strategica territoriale.
al fine di perseguire obiettivi comuni come la riqualificazione dei sistemi ambientali e di insediativi afferenti ai corridoi fluviali, la salvaguardia del rischio idraulico, l'uso sostenibile delle risorse, il riequilibrio del bilancio idrico, la riduzione dell'inquinamento delle acque e la condivisione delle informazioni, la loro diffusione, la diffusione della cultura dell'acqua. A livello nazionale questi riferimenti normativi sono costituiti dal decreto legislativo 152, che si configura come la normativa quadro sull'ambiente, e dal codice di beni culturali e del paesaggio, del decreto legislativo 42 del 2004. Sempre a livello italiano, quel riconoscimento e conferma dell'utilità dello strumento, nel 2007 in seno al coordinamento Agende 21 locali è stato istituito il primo tavolo nazionale dei contratti di fiume, con l'obiettivo di migliorare le politiche di intervento nei territori fluviali, e successivamente nel 2010 è stata redatta la Carta Nazionale dei Contratti di Fiume, che ne rappresenta il manifesto fondativo. Allo stato attuale in Italia i contratti di fiume, pur essendosi diffusi solo recentemente, risultano più di 70, almeno così sono i dati ultimi che abbiamo anche noi, con differenti livelli di attuazione e di avanzamento. Ho fatto questo excursus partendo dall'ambito europeo, arrivando fino a noi, perché saranno i temi di discussione, come dicevo prima, reali delle relazioni che dovrebbero lavorare stamattina sull'inquadramento delle tematiche, sui principi e sulle metodologie dei contratti di fiume, e sarà il lavoro di questa prima parte della giornata. Le relazioni che trovate nel programma le rivediamo un po' insieme. La prima, cambieremo il programma, chiederemo l'intervento di Andrea Bianco dell'ISPRA, perché Pineschi sta arrivando, penso che stia arrivando, del Ministero dell'Ambiente. Comunque il dottor Pineschi del Ministero dell'Ambiente doveva parlare della governance delle acque, tra pianificazione strategica e programmazione negoziata, a seguire i processi partecipativi nei contratti di fiume, le direttive europee, Andrea Bianco. Dottor Massimo Bastiani, responsabile del tavolo nazionale di contratti di fiume Agenda 21 locali, invece ci parlerà proprio della diffusione e gli approcci e le prospettive dei contratti di fiume in Italia. Al termine, e lo ringrazio ancora della sua presenza, dottor Clerici della DG Ambiente della Regione Lombardia, ci illustrerà un'esperienza importante che la Regione Lombardia, forse prima in Italia, ha fatto, e quindi auspichiamo che da questa relazione possiamo trarne spunti di interesse anche poi per l'attività a livello nostro regionale. Tra le molte regioni coinvolte, che però può rendere unica, cioè il Veneto, ripeto, è una tra le regioni coinvolte, che però può rendere unica questa esperienza, proprio per la sua peculiarità del territorio, che oltre ad essere solcato da numerosi corsi d'acqua, tra cui i due maggiori fiumi italiani, l'Adige e il Po, e con i loro estesi sbocchi a mare, presenta anche un'ampia fascia di risorgiva compresa tra la pedemontana e la bassa pianura. Ecco che in Veneto i consorzi di bonifica stanno avviando questa importante esperienza e come dimostreremo nella seconda sessione, quella pomeridiana, presenteremo 3 diverse tipologie di accordi già in essere, che nella sessione pomeridiana vi parleremo: il contratto di foce del Delta del Po, il consorzio di bonifica Delta del Po ce lo illustrerà, il contratto di falda per l'Alta Pianura Veneta, che riguarda 2 consorzi, l'Alta Pianura Veneta e il Brenta, ci relazionerà l'ingegner Niceforo del consorzio Brenta, e il consorzio Acque Risorgive per un contratto di fiume del Marzenego Osellino. Il quarto intervento del pomeriggio sarà del consorzio Adige Uganeo, che ci presenterà questa esperienza che sta mettendo in campo per una fase iniziale di animazione e costruzione di una rete per un nuovo contratto di fiume. Insomma, i consorzi di bonifica diventano pionieri in Veneto di questa formulazione, la formulazione e gestione di tale strumento. Tanto che la Regione, quindi il Veneto, si è candidato ad essere candidato per il 2014 sede del prossimo tavolo nazionale per i contratti di fiume. È inevitabile che anche la giornata di oggi, come mi è stato suggerito stamattina, dovrà e sarà propedeutica anche al tavolo nazionale
del 2013 che si terrà a dicembre, 6 dicembre penso, 9 dicembre a Firenze, e da questa giornata sicuramente se ne potranno trarre importanti spunti proprio anche in funzione di questo importante appuntamento nazionale. Non è tutto, perché in questi giorni, a seguito di un bando della Regione per un finanziamento per l'attivazione di contratti di fiume messo a disposizione dalla Regione, dicevo, si stanno avanzando numerose proposte di nuovi contratti. Penso che sarà più preciso l'ingegner Carraro, segretario regionale dell'ambiente della Regione Veneto, che oggi coordinerà la sessione pomeridiana. In vista dell'evento nazionale, l'Unione Veneta Bonifiche, come avete sentito anche dal Presidente in apertura, intende promuovere l'istituzione di un tavolo regionale di coordinamento dei contratti di fiume. Sicuramente questa importante richiesta fatta dall'Unione Veneta Bonifiche va nella prospettiva del ruolo della Regione, che deve diventare pertanto centrale e strategico attraverso l'applicazione di quel principio di sussidiarietà che è base e principio cardine dei contratti di fiume, che opera non solo orizzontalmente con i soggetti istituzionali di pari livello, ma anche verticalmente quando funge da coordinamento tra i vari gradi istituzionali e territoriali. Vi ringrazio per l'attenzione e buon lavoro per l'inizio della prima sessione mattutina degli interventi.